Torna prima de sera se ben te ne vol, torna prima de not fora del Mazzariol, torna prima de sera se ben te ne vol, torna a casa buon'ora che fora del Tiol. Ciao a tutti, sono Davide Camerin, nato a Conegliano sul finire degli anni 60. Sono appassionato di musica in generale e del cantautorato in particolare. Ho iniziato a suonare piuttosto tardi, avevo quasi 20 anni, con degli amici ho formato i classici gruppetti e quindi dalla fine degli anni 80 ci siamo messi a suonare io, mio compare Iseo Pin alla batteria e Carlo Dal Posso al basso, suoniamo ancora insieme, ci chiamiamo Incrocio Manzoni e da lì in poi è nato tutto. La musica perché? Perché mia mamma mi metteva sul balcone da piccolo quando avevo 4 anni e mi faceva ascoltare la radio, mi ricordo Radio Capodistria, anni 70. E mi sono appassionato della musica italiana, c'era una trasmissione interessantissima con Luciano Minghetti, mi ricordo. E poi mi piaceva il cantautorato perché parlavano di altre cose oltre che dei classici temi d'amore e quindi mi sono appassionato ai cantautori storici, insomma, che all'epoca era quasi un delitto perché stiamo parlando ormai del fine anni 70, inizio anni 80, ascoltare i cantautori all'epoca sembrava cose da dinosauri. Io ascoltavo Vecchioni, De André, Guccini e tutta quella gente che sembrava un residuato bellico e quasi mi vergognavo all'epoca, pensa a te. Il dialetto è una forma meramente espressiva. Lo scelgo se devo parlare proprio del mio territorio, quindi ho scritto qualche brano parlando proprio del mio territorio e della mia realtà, non di 50 anni fa. E quindi con tutte le problematiche del dialetto che sta morendo e quindi ho considerato proprio la contemporaneità della mia zona, in quel caso parlo in dialetto. L'italiano lo utilizzo più se ho delle suggestioni letterarie, se vogliamo, oppure ho trovato anche un sistema ibrido, ho parlato della guerra sui ricordi del nonno di mia moglie che ha fatto la seconda guerra mondiale e ho scritto un disco, un album nel fine degli anni 90 che si chiama Natale Parabellum e ho trovato una forma ibrida alla stregua delle canzoni dei primi del Novecento dove i protagonisti parlavano in italiacano, cioè c'è un italiano però scritto da uno che non lo sa bene, quindi venivano fuori delle cose anche particolari dettate dall'ignoranza che se è associata alla purezza di cuore è un qualcosa di meraviglioso, qualora invece l'ignoranza è associata alla cattiveria diventa un abisso di orrore. Questo è un libro di Nadia Breda, che è un'antropologa di qui di San Demiano, Combinazione. Io ho letto questo libro nel 2018 e si parlava della modifica del territorio nostro, che è stata una cosa devastante dagli anni, direi 60 tutto sommato a adesso, e quindi noi l'abbiamo vissuta ma non pienamente ancora, quindi c'è quasi un cambiamento antropologico della gente della nostra zona. Abbiamo fatto questa cosa portando a teatro il disco Bibo, dove si parla appunto, si chiama Dalla palude ai cementi, una storia esemplare, quindi si parla della costruzione dell'ultimo stralcio della A28 e da lì alternando le mie canzoni ai suoi racconti, al suo libro, è venuto fuori un qualcosa di interessante. Purtroppo abbiamo fatto 3 date in tutto perché sono coincise con dei lutti familiari e poi con il Covid e quindi non siamo più riusciti a fare niente. Però abbiamo fatto 3 date molto, molto belle e emozionanti. Io mi ricordo quando ero bambino
un po' perché sei bambino, un po' perché tutto sembrava per sempre, cioè gli spazi erano enormi, ogni piccola zona aveva il suo nome, il campo aveva un suo nome. Adesso è tutto, cioè la globalizzazione noi l'abbiamo vissuta accentuata e moltiplicata per 1000, perché il nostro territorio è veramente cambiato tanto, da una società tutto sommato ancora agricola, siamo diventati posti industriali, direi, ormai no. Quindi lo sradicamento che si percepisce, è anche per questo che uso il dialetto, perché si capisce molto meglio col dialetto questo sradicamento che abbiamo, e quindi non riusciamo neanche più ad appenderci al dialetto, ad esempio, perché cambia anche lui, quindi certe parole che facevano parte del mondo contadino non hanno più nessun significato e nessuno sa neanche più ovviamente cosa vogliono dire. E quindi questo è molto interessante, ed è un mutuo scambio tra il linguaggio e la persona. C'erano contro me, mi avvicino al tuo sorriso. La mia visione è più che altro una visione di fotografia della realtà per come la vedo io. La critica presuppone anche un bagaglio culturale che non è detto ci sia, cioè, quindi sono argomenti molto delicati e uno deve essere preparato. È per questo che magari ti informi, leggi Cecchinelli, leggi Zanzotto, ti informi su qualcuno, la Nadia, Breda, che ne sanno molto più di me, e lì ci può essere la critica. Da parte mia è un semplice dispiacere, perché vedi che comunque perdi un qualcosa e non lo sai ancora decifrare, quindi hai bisogno di metterlo a fuoco. È come uno zoom, un qualcosa che tenti di mettere a fuoco e provi a condividerlo con gli altri alla fine. Saluto tutti, vi ringrazio, speriamo di vederci ancora una volta per Bibo, quando finirà tutta sta storia, e i miei contatti, i miei lavori si trovano sul sito sui vari social della Lizard Records e prossimamente su Bandcamp.